Ultimi giorni di campagna elettorale del Popolo della Libertà di Agrigento, alleato con il candidato sindaco di Epolis Totò Pennica, ha organizzato un incontro dibattito sul sviluppo sostenibile della città. Nel corso della riunione sono state illustrate le proposte e le idee del PDL per una nuova Agrigento e non sono mancati critiche e attacchi al sindaco uscente Marco Zambuto. Vorremmo una città dove vi possano essere dei luoghi attrezzati nei quali i giovani possano trascorrere il tempo libero, i disabili, gli anziani. Vorremmo una cittadella della salute dove concentrare l'offerta sanitaria, a cominciare da un pronto soccorso territoriale per garantire il diritto della salute agli anziani in particolare, contrada consolidata è molto lontana. Vorremmo ancora una cittadella nella quale poter offrire gli strumenti necessari per crescere, per formare questi ragazzi, queste giovani leve. Vorremmo che il Comune potesse orientare nei confronti del mercato del lavoro tanti giovani talenti ai quali questo diritto è stato negato. Vorremmo un sindaco che potesse stimolare fortemente e decisamente il governo regionale. Ultimi giorni di campagna elettorale, il sindaco uscente Marco Zambuto continua ad attaccare e criticare il vostro leader Angelino Alfano. Qual è la vostra risposta, la vostra replica? Ma Marco Zambuto, dopo un incontro che noi facemmo proprio nella sede del municipio, è stata l'unica volta in 5 anni che io sono andato a trovarlo perché non lo ritenevo politicamente affidabile, immediatamente dopo noi lo abbiamo invitato, qua vi è il biglietto che sto mostrando, a Bruxelles perché potesse venire insieme a me, potesse valorizzare una serie di progettualità che passano attraverso l'Europa. Lui non solo non è venuto, ha rimaneggiato per l'ennesima volta la Giunta e adesso va dicendo che non vi è stata alcuna collaborazione. La verità è che Marco Zambuto non è un buon sindaco, non ha svolto concretamente le attività che avrebbe dovuto svolgere e oggi vi è una città allo sbando per la incapacità di governo che ha caratterizzato la sua attività. Veramente da meschini, insomma, attaccare un deputato che è stato anche Ministro della Repubblica e che proprio ieri ha avuto anche un riconoscimento importante dal Procuratore Nazionale Antimafia, da Grasso, che ha riconosciuto nel governo Berlusconi e quindi nella persona di Alfano un governo che ha fatto vera lotta alla mafia e quindi noi siamo orgogliosi di questo perché da siciliano è riuscito veramente a dare un segnale molto forte al paese di lotta alla mafia. Poi arriva ad Agrigento e viene meschinamente attaccato. Ritengo che adesso è un trend nuovo, si cambia veramente e io ritengo che bisogna votare Pennica. E Pennica avrà modo certamente di recuperare quanto non si è fatto in quest'ultimo periodo e sicuramente rilanceremo la città e sarà sicuramente quella città a misura d'uomo che oggi nella conferenza stampa stiamo proponendo. Il bilancio del Comune di Agrigento mi pare che presenti ancora oggi numerose criticità che bisogna affrontare in maniera immediata, in maniera chiara e con delle prese di posizioni nette. Io credo che la chiave di lettura per la risoluzione del problema del bilancio del Comune di Agrigento è quella di trovare nuove risorse. Le nuove risorse non dovranno essere trovate con i tributi, ma dovranno essere trovate attraverso nuovi investimenti e attraverso l'attrazione di capitali esterni. E dal Popolo della Libertà al Partito Democratico, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa per illustrare le ragioni che hanno indotto il partito a non assumere scelte di apparentamento con nessuno dei due candidati a sindaco giunti al ballottaggio. Vi hanno partecipato tra gli altri il segretario provinciale del PD Emilio Messana e la già candidata a sindaco della coalizione Mariella Lobello. Il Partito Democratico lascia liberi i propri elettori e rinvia alla fase quando avremo un sindaco, avremo con i nostri 2 consiglieri comunali eletti la possibilità di portare avanti le nostre proposte. Tengo a precisare che questa scelta per noi non è stata indolore, noi abbiamo sacrificato a questa linea politica anche un rafforzamento della nostra rappresentanza consiliare, perché qualora noi ci fossimo apparentati o con l'uno o con l'altro avremmo avuto un consigliere comunale in più nella persona del dottore Brucceri. Né con Zambuto e nemmeno con Pennica al ballottaggio, perché questa scelta? E credo che sia proprio una scelta di coerenza.
abbiamo deciso, e l'abbiamo deciso perché all'indomani del voto gli agrigentini hanno scelto di portare al ballottaggio da un lato Zambuto, dall'altro Pennica. Io ero la candidata alternativa e come tale insomma resto, nel senso che non è una presa di distanze ma è una coerenza che continua a realizzarsi. Credo tuttavia che da oggi e dal giorno dopo il ballottaggio comincia per gli agrigentini anche una nuova fase, che è una fase che io credo che debba essere di partecipazione. Non mi tiro fuori nel senso che non sono non interessata a ciò che avviene in questa città, lo sono da cittadina, credo che gli agrigentini adesso debbano vivere un momento di partecipazione vera, un momento di partecipazione che guarda agli interessi di questa città, che guarda al suo sviluppo, che guarda alla sua situazione economica, che guarda alle sue opportunità. Per cui questa non è una presa di distanza, ma è una coerenza che la realizziamo e dal giorno dopo insieme nell'augurare ad Agrigento buona fortuna, nel senso che quella fortuna che deve voler dire ai cittadini, insomma mettiamo da parte davvero la rassegnazione e adesso cerchiamo di partecipare alla vita politica della città, cercando di rivendicare per questa città insomma momenti migliori.